Inaugurato il nuovo terminal crociere a Fusina. La struttura, realizzata grazie a un investimento di 5 milioni di euro da parte di Venezia Terminal Passeggeri, permetterà alle compagnie di navigazione di contare su due banchine servite da terminal per navi rispettivamente fino a 210-250 metri di lunghezza durante tutta la stagione. È un impegno che VTP si era preso per contribuire, a portare le navi di lusso a Venezia, come ne abbiamo parlato molto, mettendole nelle condizioni di avere un servizio veramente all'altezza. Da domani saremo in grado di fare un port direttamente qui a Fusina, il che significa che le navi di extra lusso che arrivano a Venezia, che attualmente, come sapete, devono fare tutte le attività di imbarco e sbarco in marittima, potranno fare tutto direttamente qui. Questo comporterà da un lato una riduzione dei costi per le compagnie di crociera, ma soprattutto un grande miglioramento del servizio. Con questo intervento si stima che il traffico crocieristico potrà crescere del 9% in termini di passeggeri movimentati, raggiungendo i 540.000 a fronte dei 497.000 del 2023. Per quanto riguarda gli approdi, le compagnie quest'anno garantiranno circa 240 toccate, il 95% delle quali in modalità on-port. Qui trovano ovviamente la casa migliore per Venezia, anche perché dalle cuccette della nave si può vedere Venezia, come avete visto, e da qui, oltretutto, oltre a fare tutte le attività di imbarco e sbarco, possono raggiungere Venezia in tempi molto rapidi direttamente con il taxi acque e con tutti gli altri strumenti. Avere la possibilità di fare tutte le operazioni di imbarco e sbarco a Fusina senza dover fare la spola tra Fusina e la Marittima, cosa che avveniva fino a ieri, è un cambiamento incredibile. I viaggiatori possono arrivare direttamente qua, fanno le loro operazioni, l'infrastruttura, come la vedete, è un'infrastruttura temporanea ma che ha tutte le caratteristiche. Io veramente ne ho viste tante e questa è molto bella, funzionale e progettata sulle esigenze proprio degli operatori, per cui il cambiamento è di fatto radicale.